culture locali. Oggi a San Donà di Piave è stato consegnato il primo premio nazionale dei giovani Costantino Pavan, patrocinato dal Comune. Alla cerimonia hanno partecipato con centinaia di studenti gli onorevoli Falcer e Strumendo, il senatore Giugni, il presidente della provincia di Venezia Minchio, il sindaco di San Donà Cei. Ma vediamo il servizio. Camillo Pavan, un trio MC, storia, vita e lavoro. Camillo Pavan con Brio il SIL, una ricerca sulla vita e il lavoro a Sant'Angelo e Canizzano, ha vinto i 5 milioni del primo premio nazionale dei giovani Costantino Pavan, riservato ad un saggio sulle culture locali. Al secondo posto, al Sequo, si sono classificati Piercarlo Iorio e Claudio Povolo, con 2 ricerche su il magico, il divino, il favoloso nella religiosità alpina e su Bolzano Vicentino, ai quali sono andati i quadri dei pittori Adriano Pavan e Roberto Ios. La premiazione è avvenuta questa mattina nel Teatro Astra di San Donà di Piave, dove la giuria, formata da 30 studenti delle scuole medie e superiori, ha votato a scrutinio segreto le 3 opere selezionate tra 73 ricerche, 21 venete, giunte da 13 regioni d'Italia. Nato per ricordare il giovane Costantino Pavan, stroncato non ancora 17enne da una malattia incurabile, già in questa sua prima edizione il premio ha destato grande interesse negli ambienti scientifici. Come ha sottolineato il presidente del comitato promotore, il professor Ulderico Bernardi dell'Università di Venezia, la validità e il numero degli elaborati, l'età media di concorrenti parlano da soli. L'attenzione alla propria cultura, la riscoperta delle proprie radici sono sentitissime tra i giovani, alla ricerca oggi più che mai di una identità che rischierebbe altrimenti di andare dispersa. Conoscersi meglio, insomma, per comprendere meglio gli altri, la tradizione come momento di coesistenza e rispetto reciproco nella diversità. Non sono slogan, è la lezione che oggi ci ha consegnato questo primo premio Costantino Pavan, patrocinato dal Comune di San Donà e già di respiro nazionale.